inconvenienti nella vita. Un altro è quando uno ha una certa difficoltà a pronunciare la R, cioè che oggi non si dice manca più un difetto, per educazione si dice diversamente parlante, per educazione, diversamente parlante. E insomma, cioè che non è un problema, la può diventare in alcuni casi quando le ragazze hanno dei nomi particolari. La mia R è difettosa fino a quando tu non c'eri, non mi ha dato mai pensieri, ora invece è fastidiosa. O si trova un bravo medico che mi acconciavo a me, o si va all'ufficio anagrafe per cambiare il nome a te. Chiara? Nel momento di tenerezza fa quasi una schifezza quando con un filo di voce sente Chiara. E sei precisa che cosa vuoi capire ogni volta che chiariamo, puntualmente litighiamo. Chiara, tu sei troppo nervosa e dopo una capa tosta, tu lasci molto leve mosce, no? Chiara, questo non te lo permetto, tu lo sai che ti rispetto in ogni attimo di amore. Senti Chiara, è con te che sei precisa che ogni cosa vuoi chiarire, ogni volta che chiariamo puntualmente litighiamo.